Due cose ho imparato in tutta questa vicenda. Una è che tutto quello che ho fatto di buono nella mia vita, come uomo di teatro, ma non solo, è ora scomparso nel nulla, come volatilizzato. L'altra è che bisogna stare alla larga dalla gente che ha la memoria troppo lunga, che ricorda sempre tutto, specie se si tratta di funzionari delle imposte. Con persone simili si finisce solo nei guai. È per un tipo così, uno che del passato ha fatto la sua ragione di vita, ma per solitudine, di quella profonda. Di questo sono ancora certo, al di là dei fatti accaduti. È per un tipo così che sono finito nei guai. Si chiama Giacomo Toschi, un tipo irritante, ambiguo, sicuramente un ex comunista, un fanatico che pur lavorando in città si fa tutti i giorni quasi 100 chilometri andata e ritorno pur di vivere in mezzo alla sua gente. Quando me lo disse, eravamo nel borgo di casa ormai anonimo lungo il Po, dove ho abitato con i miei genitori, un tempo povera gente, fino all'età di 6 anni. Si era fissato che fossi stato un suo grande amico d'infanzia e che dovevo ricordare per forza una carnevalata del 50 a cui partecipammo assieme, divertendoci come matti, secondo lui. Una carnevalata politica, per giunta. La messa in scena di un capro espiatorio. Sì, un capro espiatorio. Quello di cui il nostro bellissimo, ingegnoso e smemorato paese ha sempre avuto bisogno di trovare per uscire dai momenti, diciamo, difficili. Per noi italiani è sempre stato un problema, un tragico problema. Io vorrei solo che tu ti rendessi conto. Nostra figlia è dovuta tornare da scuola in taxi. E poi insisti ancora per andarla a prendere. Niente, signor giudice. E adesso? Qualcuno una sigaretta? Prego. Com'è fuori? No, niente nebbia. Non ci nasconderà qualcosa il nostro Molinari? Temo che senza il suo aiuto, caro Toschi, non ne verremo mai fuori. Scusami. Salve, Bedosti. Suo padre come sta? Quel vecchio filibustiere è ormai agli sgoccioli. Ma allora, cos'è? È quel diavolo di teatro che ti dà tanti pensieri? Sono passati 10 anni da quando quel teatro è bruciato. 10, penso. Ma non lo so. Mi sembra che se ne è parlato troppo e combinato niente. Troppo, sì.
Ciao Pierluigi. Papà come sta? Bene, dorme. E l'infermiera? Se n'è già andata. Mamma, dove sei stata? Al circolo con tuo padre. Ma per te è un po' troppo tardi. Mamma. Vai a dormire. Adesso arrivo. Mario, ascoltami. L'avvocato Fortini ti sta aspettando. Qualcosa non va? A me puoi dirlo. Beh, se non hai più bisogno di me, allora io vado. Ti fermi da me stasera? Non lo so. Non lo so. Ah, senti, dimenticavo. Ha telefonato Leroy per ringraziarti. Vuole che vai alla sua prima a Parigi. Sono 2 giorni che ti cerco. L'accertamento è finito nelle mani di un rompicoglioni. No, guarda, di queste cose è meglio che ne parli con Bedosti, eh? Sai cosa ho scoperto invece? Cosa? Ti sembrerà idiota, ma siete dello stesso paese. Di chi parli? Di quello delle imposte. E allora? E allora, dovresti conoscerlo. Ma stai scherzando? Non sto scherzando. Come si chiama? Giacomo Toschi. Toschi. Mai sentito nominare. Poi sarà 40 anni che non vado da quelle parti. Il mio nome è solo scritto all'anagrafe, tutto qui. Ma cosa vuol dire? Tu sei conosciuto. Cerca di parlargli, no? L'accertamento faglielo tenere nel cassetto per un po'. Per uno come te, cosa vuoi che sia? Poi il modo lo troviamo. Ma no, è assurdo! No, guarda, non ne parliamo nemmeno. Aspetta, Mario! Che hai di nuovo, buffo? Son felice che a nulla voi non cesse l'aria di questa notte. È impazzito. Sì, fu un bel colpo. Alla fine, l'agitazione che c'era intorno a questo maledetto accertamento mi convinse a fare un tentativo che mi ripugnava. Andai a cercarlo, l'accertatore, ma non sapevo come affrontarlo. Ah, caro Toschi, allora siamo compaesani. Ma dove avrei trovato il coraggio di dire una simile banalità? Solo perché è gente invidiosa che io sono qui. Ma sa quante ore lavoro io al giorno? Guarda. Ma qui ci sono 158 milioni che avete versato come conto in banca. Ma dove sta questa banca? A Gorizia? Ah, allora siete friulano. No, i soldi sono il prestito di un amico. Friulano? E come si chiama? O avete dimenticato anche il suo nome, eh? Questo amico mi è venuto incontro. Cosa credete? Che là fuori sia come qui? Là è la giungla. Mica possono imborsarlo. Allora, dove li avevate presi? Sono 10 anni che guadagnate meno di un disoccupato. Li ho vinti al gioco, va bene? E poi comunque è il ragioniere che se ne occupa di queste cose e se sbaglia questa volta lo licenzio. Giuro che lo licenzio. Lo sapete che tutti i vostri parenti possiedono immobili tranne voi? Sono felice per loro, ma a me basta quello che ho. Per questa ricevuta da 273 milioni, ve la ricordate? Cos'è? Che cosa ci avete comprato? Ma sarà di un secolo fa, non posso crederci. Ve la ricordate o non ve la ricordate? Ve lo dico io perché non ve la ricordate. Perché questa ditta non vendeva niente, o almeno qualche cosa vendeva. Fatture, pezzi di carta. È così. Si cerca un avvocato, è meglio. Avete bisogno di qualcosa? Sì, dovrei parlare col dottor Toschi. Nome? Il mio? Sì. Mario Molinari. Aspetti. Grazie.
Avanti. Cosa sei? Un signore davanti alla porta che ha chiesto di lei. Dice di chiamarsi Molinari Mario. Lo faccio entrare, lo faccio entrare. Prego. Mario, sono Giacomo, Toschi. Finalmente. Ti vedo bene. Sì. Sì, sto bene, anche se mi vedi in un momento... Beh, non è proprio dei migliori. Quanto tempo è passato? Ah, tantissimo. Senti, ma sono molto inguaiato? No, lascia perdere. Dai, siediti. Sì? Come? Sì, va bene, va bene. Sono venuto di mia spontanea volontà. Ma senti, perché invece di stare qui non andiamo in qualche posticino a mangiare? Cosa dici? Non è il caso, Ah sì, hai ragione, che stupido. È che non sono abituato a certe faccende. Certo, è naturale. Ma dai, siediti. Credo che sia la prima volta che metto piede in un ufficio delle imposte. Beh, non è un granché. Chissà che drammi si consumano qua dentro, eh? Altro che teatro. Domenica. Cosa? Sì, domenica. Perché non ritorni al paese? Che cosa ne dici? Avremo tutto il tempo di parlare. Sapessi quante cose ho da chiederti? Sì. Sì, non sarebbe una cattiva idea. Certo è tanto tempo che non torno. Lo so. Ma sì, d'accordo. Domenica. Va bene domenica. Ma dimmi proprio... Non puoi venire adesso? No, ho delle pratiche urgenti. Sì, troppo giusto. Allora... A domenica. Sì, a domenica. E dove? Ah, certo, All'Alzaia. All'Alzaia, sì. Di rimpetto a San Luigi. Almeno a quello che ne è rimasto. Ti ricordi nel 50 quando andammo a mangiare da Caronte? Ma come? Non ti ricordi? Da Caronte? Da Sartori. Non ci giurerei, ma glielo diede tuo padre quel soprannome. Gli americani avevano bombardato il cimitero del paese e lui trasportò per qualche tempo i morti in quello di San Benedetto. Portavano la fisarmonica. Ma come, la fisarmonica al cimitero? No, a mangiare nella sua trattoria. C'erano mio padre, tuo padre, Antonio e suo zio. Già, Antonio. Cavazza. Mario. Sì, Cavazza. Ma che fai? Finta? No. Lo ricordo, Cavazza. E chi si rammentava di quell'uomo? Ma era così felice con tutti quei suoi ricordini che mio malgrado lo assecondai, cercando di costruire poco per volta l'occasione più opportuna per chiedergli il classico favore tra amici. E tua madre? Come fai a ricordarti di mia madre? Beh, è naturale, no? Già. Abitava vicino a casa mia, lo sai? Con una filippina. Sì, con una filippina. Laerte Maria José. La pagavo io, sai? Le ho versato anche i contributi. Li hai anche detratti. Mia madre le aveva insegnato a giocare a carte, giocavano tutto il giorno. Lei credeva che abitassi... A Firenze. Sì, a Firenze.
In quell'appartamento che affitto, che presto, in certi periodi agli amici, ma non sempre, eh. Così, per cortesia. Con tutte quelle informazioni sul mio conto, che parevano tirate fuori da un 740, pensai per un attimo che cercasse qualcos'altro. Poi mi convinsi che era semplicemente un nostalgico. Mi portò a pranzare da questo famoso Sartori, dove si mangia malissimo. E per tutto il tempo continuò a parlare di come era cambiata la vita, di come sono cambiati i rapporti tra la gente, in peggio naturalmente, della casa del popolo che ormai nessuno frequenta più, della parrocchia che invece ancora resiste. Insomma, una catastrofe. Tutte cose in lenta, impercettibile, inesorabile decomposizione. Buongiorno Paola, come stai? Mario non abita più qui, lo sai? Veramente sono qui per tuo padre? Mi dispiace. Mio padre è molto malato, non riceve. Lo so, ma è importante Paola, molto importante, credimi. D'accordo, vieni. Di là c'è mio fratello. Lo conosci, vero? Ciao Pierluigi. Ciao. Non so se Mario ti ha accennato ad un accertamento fiscale. Posso andare allora? Aspetti ancora un attimo, signora Lodi. Ma io sapevo che aveva un appuntamento al paese. Ma come? Se non mi ha nemmeno avvertito. Abbiamo mangiato bene, vero? Sì, molto. Lo so, da Sartori si mangia ancora come una volta. Ma di un po'. Quella cameriera che ci sta seguendo. Chi, Elsa? Ma se la conosco fin da bambina. Davvero? Figurati, si è appena separata dal marito. È una brutta storia. Senti, volevo dirti... A pranzo ho parlato solo di me. Ma tu torni a Po dopo un sacco di tempo e che cosa ti ritrovi davanti? Un uomo risentito. E questo mi dispiace, veramente. Ma no, ma cosa dici? Sì, risentito. È soltanto un momento di sfogo, capita a tutti, sai. Sì, forse hai ragione. Volevo dirti questo. In tutto questo tempo, quando mi capitava di pensare a te, mi capitava spesso. Cosa? Guarda. Questo è tuo padre e questo è il mio. Mio padre è questo? Sì, è la carnevalata del 50. Bellissima. Non mi dire che una cosa così te la sei dimenticata. No. Ci misero 2 mesi per prepararla. Una cosa davvero speciale. Quell'anno l'inverno da queste parti non fu uno scherzo. Già, uccisero anche il povero Torleini. Perché mi guardi così? Io? Niente, no, vai avanti. Tieni, è tua. Sai, sono contento di averti ritrovato. Anche perché era tanto che volevo parlarti di una mia idea. Perché non crei una fondazione? Cosa? Sì, una fondazione con il tuo nome, Mario Molinari. Tu sei una persona molto importante, conosci la gente che conta. È così. Se sei d'accordo, ma soltanto se sei d'accordo, potrei dirigerla io. E tu verresti ogni tanto. Ti sembra una cosa così assurda? No, se ti sembra assurdo, dillo, eh? Ma no, figurati, soltanto che vedi... Qui è una grande fortuna. Perché la gente di queste parti ha buona memoria. Attento Giovanni, eh? Ma chi è? Ha sempre vissuto qui. Vi vogliamo tutti bene. Da bambino vide il padre annegare e da allora non è più stato lo stesso. Ma tu sei sempre vissuto qui? Sì. Hai figli? No, niente figli. Sei sposato? No. E i tuoi? Sono morti da un pezzo.
Non hai mai pensato di trasferirti in città? No, sto benissimo qui. Amo questi posti, questa gente, il fiume. Ti ricordi quei pomeriggi d'estate? Quando l'odore del fiume saliva alla casa? Ma allora le cose erano diverse. 36 giorni durò quello sciopero. 36 giorni uno dietro l'altro. Erano tempi duri. Lo sapevo io. Ci risiamo. Ma di cosa parli? Dai, dai, corri, sbrigati. Ma che succede? Corri! Giovanni! Giovanni! Fermati, per carità, fermati! Vieni qui, dove vai? Fermati, Giovanni! È il solito burlone. Volevi prenderci in giro, eh? Era tutto uno scherzo. Ogni volta Giovanni fingeva di andare verso la riva, di buttarsi a fiume e tutti gli dovevano correre dietro. Quando più tardi Giacomo mi chiese se mi fossi divertito, l'avrei preso a schiaffi. Ma pensai che forse era meglio andare al sodo. Con la storia della fondazione ormai l'avevo in pugno. Vuoi pensarci su? Sono stato un po' troppo impulsivo, vero? Ah no, perché? La fondazione è una cosa interessante. Allora promettimelo. Certo bisogna lavorarci un po' su, vedere se c'è materiale sufficiente. Ecco, intitolarla a mio nome quello mi sembra eccessivo. Quando possiamo cominciare? So, vediamo. Allora è il tempo di sistemare alcune pratiche? Lasciami riflettere un attimo, perché sono cose delicate. E se sparisci? Se non ti fai più sentire? Ma no, perché? Scusa. Questa potrebbe essere una cosa davvero importante per me, capisci? C'è qualcosa che non va? No. A me lo puoi dire, sai. Errori prima o poi li commettiamo tutti. Anch'io una volta... Ma... mi sembra tutto così strano ora. Cosa? Ma sì, ci sono momenti nella vita in cui hai bisogno e sei costretto a chiedere in giro. E questo anche a costo di essere disonesto. Ma cosa c'entra l'onestà adesso? È proprio perché voglio parlarti onestamente che sono qui. Ma perché facciamo questa discussione assurda? Stiamo rovinando tutto. E proprio adesso, poi. No, ascoltami invece. C'è un problema, è una storia un po' complicata. Insomma, io anni fa ho evaso una certa somma e la faccenda è arrivata al tuo ufficio. È stata una distrazione, una stupida distrazione, te l'assicuro. Io sono nelle tue mani. Perché se la cosa dovesse raggiungere il tavolo della commissione tributaria, beh, tu lo capisci, no? Il mio teatro subirebbe pesanti conseguenze. Il tuo teatro? Mario, io te l'avrei detto, tu vali di più. Ma cosa vorresti dire con il tuo teatro? Sono 10 anni che aspetto che concludano i lavori e sto contando i giorni come un ergastolano. Quello che ti chiedo, e mi pesa dovertelo chiedere, ma non ho alternativa, è semplicemente questo: che tu sospenda l'accertamento. Ma come fai? Come fai a chiedermi una cosa simile? A uno come me, a un amico. Io non sono cambiato, sai? E non cambierò. Tu forse in questi anni sei cambiato, tu! Ma io no! Ma quali anni? Quali? Toschi. Di cognome lei fa Toschi, vero? E di nome? Fanculo! Suppongo che ora della fondazione non ti importi più nulla. Eh?
funzionario delle imposte. È matto da legare. E risparmiami per favore i dettagli. Per quel che mi riguarda non lo voglio più vedere. Ho capito. E allora che cosa devo fare? Sono il tuo avvocato, no? Che cosa vuoi che faccia? Sei il mio avvocato? Dimmelo tu. Tu non mi hai mai parlato di questa faccenda. Lo sai quanti condoni ti sono passati sotto il naso? O eri troppo occupato ad annusare alcolici? Non ti permetto, sai? Per quanto mi riguarda, la responsabilità è esclusivamente sua. E nessuno ha mai detto il contrario. Suppongo comunque che avrai respinto ogni addebito, che avrai sostenuto che si tratta di un errore. No. Io ho detto la verità. Cosa? A un funzionario delle imposte hai detto la verità? Oh mio Dio. E vabbè, pagherò di tasca mia e che sia finita. Con la galera? Non esageriamo adesso. Cosa avete da guardarmi? Ma sei incretinito. Questo accertamento non si deve fare. Tutto qui. Ma vi dico che è pazzo. Io ho cercato di indagare un po' sulla sua vita, vedere come è stato assunto. Se avesse delle conoscenze compromettenti. Niente di niente. Non ha amici, non ha parenti, niente. È un essere solitario. Forse proprio perché ha qualcosa da nascondere. Ma va. Lo vedi? Sei il suo unico amico. Io suo amico? Non diciamo sciocchezze. No, guarda, ci devi pensare tu. A meno che non vorrai sapere da dove provenivano i soldi. No, di questo non voglio proprio sapere niente, invece. Però li hai presi. Ma sarà stato quando? 7, 8? Non mi ricordo più neanche quando. Sentitelo. È vero. È vero. Magari non l'hai preso per il verso giusto. È la prima cosa sensata che sento da quando sono qui. Molinari, noi siamo sempre andati d'accordo e dobbiamo continuare così, si capisce. Però non possiamo stare con le mani in mano. Questo è il punto. Poi, da cosa nasce cosa. Certo. E se non funziona, lo ammazziamo. Avanti. No, non adesso, dopo. Non pensavo di trovarti qui. Ma lo vuoi capire che di te e del tuo teatro non gliene importa assolutamente nulla? Per favore, sono stanco e... Cosa farai dopo? No, che cosa devo fare adesso? Assecondarlo. E come? Ma trova il modo, no? È una parola, quello mi ha scambiato pure per un altro, figurati un po'. E tu lasciaglielo credere. Ti toglie da ogni responsabilità. Ma certo che voi avvocati, Ma ci sarà pure qualcosa che quest'uomo, non so, vuole, desidera? Sì, una fondazione. Una fondazione sul tempo perduto. Cosa? Certo. Quel Giacomo vorrebbe istituire una fondazione, pensate un po' a mio nome, neanche fossi già morto. Una stronzata, insomma. Pure ambizioso il tuo amico. T'ho detto che non è mio amico. È soltanto uno che vive di ricordi. Lei accetti. La gente detesta che cane e gatto mangino nello stesso piatto. Ma certo. Sarà più facile trovare il modo di mandarlo via, no? Hanno interessi comuni. Erano amici che adesso potrebbero detestarsi. O qualcos'altro. No, non posso farlo. Ma perché? Perché è una pagliacciata. E poi ho una dignità da difendere. Che cosa c'entra la dignità con uno così? No, bisogna cercare un'altra strada. Già cercata. Lo dico a tutti quanti. Per il momento non abbiamo alternative, ma le troveremo. È solo questione di tempo. D'accordo? Quanti soldi mancano per finire i lavori? 1,5 miliardi, 2. Troveremo anche quelli. Ci dovranno ringraziare. L'accompagno, Cavalier Bertoni. Allora siamo d'accordo. Farò il possibile. A questo punto siamo arrivati. E da un pezzo. Non bisogna avere scrupoli o mettere la testa sotto la sabbia proprio ora. Per colpa tua,
Si rischia pure di fare la figura dei fessi. Certo, certo. Aiutami tu a farlo ragionare. Beh, io vado. Mi raccomando, tienimi costantemente informato. E fai le cose in fretta. Non abbiamo molto tempo. Ma cos'è che non mi perdoni? Cosa? Parla. Sai quanti ce ne sono là fuori, pronti a prendere il tuo posto? Ha lavori quasi finiti, poi. L'hai sentito o no cosa ha detto Bertoni? Senti Paola, tuo padre sta morendo. Ecco, se riuscissimo ad addossare la responsabilità, sì, voglio dire, cosa potrebbero fargli? E la cosa sarebbe appianata. Che te ne pare? Ciao Mario, come va? Male, grazie. Whisky con ghiaccio? No, grazie. Senti, ma tu per caso non conosci qualche pezzo grosso da tributaria? Ah, è per questo che tu... Al concerto? No, non è per quello che stai pensando, sai. Mario, mi dispiace. Veramente. Elsa. Ciao. Oh, che freddo che fa, Dio santo. Non ti aspettavo più. Sartori chiude. Ma va. Porca miseria. Vende tutto, trattoria, licenza, però tutto assieme. Ma non chiede molto. Da chi l'hai saputo? L'ho sentito in trattoria. Ma sai che cosa significa per me? No, grazie. Stai tranquilla, Paola. Mario sa come cavarsela. Me ne versa uno doppio, per favore. Vieni qui, dai. Sì, pronto. Sono io, Mario. Sei sorpreso, eh? Beh, certo, non me l'aspettavo. Senti, per quella proposta, la fondazione, sì, solo per quello.
E per quanto riguarda l'altra faccenda? Ma quale faccenda? Hai capito benissimo. Ah, l'accertamento? No, niente. Guarda, di quello non ne parliamo più. Ma sì, non voglio che questa cosa contribuisca a rovinare la nostra amicizia, ti pare? Certo. Materiale ce n'è? Ce n'è abbastanza? Per quello non ci sono problemi, ne ho parecchio, vedrai. Sì, ma ce l'hai con te? Si capisce. Anche quello della carnevalata? Come no? E allora dobbiamo parlarne. Quando vuoi, io sono qua. Stasera? Subito? Subito? Ma stai scherzando? Eh sì, è il momento giusto, più avanti non lo so. E vuoi che ti faccia l'elenco delle cose che ho da fare? Beh, ci vuole un po' per venire fino lì. E io ti aspetto. Sono abituato a lavorare fino a tardi. Non saprei. T'aspetto a teatro. A dopo allora, eh? Allora al largo Cairoli. 47, lo so. Perfetto. Allora ti lascio la porta aperta. A dopo. Ciao. Sono morta. Chi era? Quello di domenica? Mi dispiace, ma devo andare. Ma perché non lo lasci perdere? Sono passati più di 40 anni. Quello si è scordato tutto e basta. Che te ne importa? Ascolta, tu mio marito non vorresti che me lo fossi già scordata? Non dire di no, dai, così. È normale. Lo so che cosa pensi. È tutto quello che mi ha fatto passare. Le botte che mi sono presa, sempre senza un soldo. Ti ricordi quella volta che è venuto fin qui sotto casa? Dio mio, che vergogna. Quando ci penso vorrei che fosse morto. Ma poi mi dico, ci sono stata 20 anni con lui. Ci ho fatto 2 figlie. Un senso ci sarà pure, no? Bello brutto che sia. Ma devi proprio andare. Cosa stai facendo? Ah, sei tu. Mi ero spaventato. Sto cercando una cosa. A quest'ora, con un tempo così. Da qui non deve uscire niente, ricordati.
L'abbiamo sempre detto, l'hai sempre detto anche tu. Mi sa, Aristide, che questa volta dovremmo fare un'eccezione. No, qui eccezioni non se ne fanno. Dammela, è roba che sai se non torna più. Lascia! Vecchio scemo. Giacomo! Tu credi di essere chissà chi? Ma non sei nessuno, capito? Nessuno! Dai, togliamo tutto. Deve vedere cosa manda in malore con il suo accertamento. Forza, prendi qua. Ciao! Tu credi di essere chissà chi? Ma non sei nessuno, capito? Nessuno! Dai, fa presto. Perché non lo lasci perdere? Sono passati più di 40 anni. Quello si è scordato tutto e basta. Che te ne importa? Grillo per grillo, esci fuori dalla tana che la mamma ora ti chiama. Che il papà è in prigione per un grano di frumentoni. Non correre così, Mario! Dai, muoviti, lumagone! Aspettami! Non sei sempre in ritardo. Non da quella parte, Mario, che c'è il maiale! Avanti, sbrigati! Mario, aspettami! Mario? Mario? Non fare scherzi, dai! Vieni fuori! Ciao Giacomo, ben arrivato. Mi stavo chiedendo se l'ho mai scambiato per un altro. Ma lo sai quanti Molinari ci sono dalle nostre parti? Mario Molinari, sei figlio di Tosca Zuffi e di Vittorio Bracciante, migrato poi come operaio alla Rivalta.
Ma tuo padre era uno che ci sapeva fare, eh? Come no? Va bene, va bene. Ritornava spesso al paese. Si fermava da noi. Tu e tua madre invece no. Non siete più tornati. Ma lei era stramba, si sapeva. Quello che non capivo era perché tu non tornassi. Non gliel'ho mai chiesto a tuo padre dove eri, cosa facevi. Ma non importa, mi dicevo, tanto una volta o l'altra ci saremmo incontrati. Eccoci qua. Tieni. Ti piace? Per completarlo bisognerà aspettare ancora. A meno che... A meno che cosa? Cos'è? La carnevalata? Perché non me la racconti? Ora? E quando, se no? E allora? Beh, se proprio ci tieni. La prima cosa era fare la questua per organizzare tutto. Vai avanti, continua. Con la tua famiglia abitavate in una sola stanza, ammucchiati. Con i pidocchi, Non scherzare. Fai male a non ricordare certe cose. Quello che vorrei sapere è perché è cominciata la carnevalata. Tutto scaturì da una lunga serie di scioperi nei quali i braccianti generosamente si buttarono spinti dai sindacati di sinistra. Lotte a volte fatte per cose che neppure le riguardavano direttamente, come per l'imponibile di manodopera differenziato. È troppo complicato parlarne, è anche assurdo. Con quegli scioperi le coltivazioni stavano andando alla malora e i braccianti vennero accusati su tutta la stampa padronale di volere la rovina dell'agricoltura. Insomma, da una parte ai comunisti e dall'altra agli agrari. Con quella carnevalata i lavoratori si ripresero la loro autonomia e un giorno, prima o poi, lo rifaranno. Solo che quell'accusa sentivano di non meritarla e si inventarono appunto la carnevalata per dimostrare che non era giusto, che c'era un'altra ragione, anche se la colpa alla fine l'avrebbero presa loro. E così una domenica pomeriggio di febbraio fecero un corteo di maschere con un asino finto, neanche una mucca, un asino. E questo stramazzò al suolo. Allora vennero due infermieri bislacchi a fare l'autopsia e dalla pancia tirarono fuori i salami. Li assaggiarono e dissero che l'agricoltura era stata avvelenata. Ma da chi? Dal fieno, portato con il piano Marshall dagli americani. Beh, adesso io devo... Ma no, aspetta. Che fretta c'è? Senti, fra le maschere della carnevalata, ne ricordi una d'un maiale rosso? Non hai guardato tra quelle fotografie? Sì, ma non c'è. Tu non dimentichi nulla, vero? No, nulla. Una specie di ossessione. Come ossessione? Certe domeniche di nebbia... Ma lasciamo perdere. Ma no, perché? Continua. Siamo amici, no? Amici? Certo. Mi sembra di vederli ancora spuntare tra la nebbia, quella povera gente. Ma come riesci a distinguerli ancora uno per uno? Ti sembra assurdo? No, no, assurdo no. Solo che la solitudine può giocare brutti scherzi. Bambini e vecchi. Li vedo andare per strade piene di buche. E quando gelide lacrime cadono, non giunge nella nebbia di lunghi stradoni invernali
un cireneo. La verità è che allora le parole erano poche, ma in cambio pesavano più che mattoni. Sono una fanciulla e non ho compagnia. Scrivo lunghe lettere e non so chi mandarle. Ho il cuore traboccante di tenere cose. Tribolavano per ogni cosa, ma in cambio sapevano cosa significa essere leali, sinceri. Sì, sì, è così. Ma il fatto è... Vedi, Giacomo, tu hai trascorso la vita in solitudine e opprime l'essere soli. Spaventa. Ti sbagli. Non si è mai soli. Addosso ci portiamo il passato. Ma non soltanto il passato, anche il futuro ci portiamo addosso. Che cosa vuoi dire? Toschi, Giacomo. Convinciti. Tu sei solo. Solo. Non hai moglie, non hai figli, non hai parenti, nessun amico. Tu hai bisogno di qualcuno che si occupi di te. Biasimi la vita che ho fatto, è così? Ascolta, quella carnevalata è priva di senso. Ma sì, l'imponibile, com'è? Differenziato. La terra, i comunisti, gli agrari. Sono cose che non hanno più senso. Ma non lo vedi come va il mondo? È la conseguenza di quello che siamo diventati. Appunto. Un tempo non era così. Ma possibile che tu debba sempre voltarti indietro? Senti. Cosa? Niente. Ma sì, la facciamo quella fondazione. Hai ragione. E tu ne sarai il presidente. Sì, la facciamo, la facciamo. Così va bene. Così mi piace. Tutto quel parlare di nostalgie assurde, di cose dimenticate, un po' di malinconia me la misero addosso. C'era una volta un uomo e ci sarà fino a quando qualcuno racconterà la sua storia. Allora, com'è andata? Bene, bene. Non avevo alcun dubbio. Non scherzare. Ci hai mai pensato, Paola, che il Po è uno di quei fiumi che muore dove il sole nasce? Ma tua madre, è possibile che non ti abbia mai parlato della tua infanzia? No, mai. Tuo padre come sta? L'ho lasciato che dormiva. Quando mia madre è morta, non ho neanche sospeso le prove. Ci deve essere stata una qualche ragione importante, ma non mi ricordo quale. Pensa, non ho neanche una foto di quando era giovane. Alla prima occasione i miei scapparono dal paese in fretta e furia, abbandonando tutto il loro passato. Eppure qualcosa pareva non darle pace, era sempre nervosa, irrequieta, e non ho mai capito perché. Sarà stata colpa di quegli anni, forse. Certo è che ora mi piacerebbe sapere cosa provava. Pensa, Paola, non so come fosse il suo viso da giovane, capisci? È come se l'avessi vista, come dire, già vecchia, provata. Che stupido. E ora vorrei rivederla. Miei cari concittadini, oggi siamo qui riuniti per una cosa importante. La costituzione di una fondazione. La fondazione Mario Molinari, un nostro caro compaesano, figlio di questa terra. Bravo! Bravo! Bene!
Pronto? Ah, e allora? E allora? Allora sto collezionando delle figure da imbecille. No, no, sono io che non capisco. Sono andata una volta. Aristide, presidente della Fondazione Mario Molinari. Come suona? Presidente. Allora, cosa fai? Vieni? Ah, mi viene il mal di mare solo a pensarci. Sul balcone di Vinicio no, andate voi. Come vuoi. Senti, a Toschi della fondazione, della presidenza, non gliene frega niente, lo capisci? No, 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 lui sta cercando dell'altro. Dell'altro sta cercando. Mario, ora calmati. Apri bene le orecchie. Vieni via da lì, hai capito? Torna subito a casa. Non lo farà. Mario! Mario! Dov'è Toschi? Giù al fiume. Stanno andando dall'Elsa. Dall'Elsa? Vanno tutti a mangiare là. Giacomo le ha comprato la trattoria di Sartori, quella di là da poco. Ha pagato un sacco di soldi. Vanno là a fare festa. Come festa? Festa. Vabbè, ci vediamo, Giacomo. Oh, ti stavo aspettando giù alla barca. Dov'eri finito? Al bar, una telefonata. Sono contento di vederti. Per un attimo mi ero spaventato. È tardi, andiamo. Giacomo, te lo devo proprio dire. Avevi ragione, sai. È bello ritrovarsi. Già. Adesso però non dobbiamo più perderci di vista. La fondazione ci permetterà di recuperare il tempo passato. L'ho capito, sai. L'ho capito cosa cerchi. Che di tutta quella gente buona, semplice, che ha patito e che aspetta ancora giustizia, non se ne perda la memoria. Hai perfettamente ragione. Nel mio teatro Il tuo teatro, Mario, devi dirmi il nome di chi ti ha dato quel denaro. No, no, lascia perdere il nome. E dimmi tu piuttosto. La carnevalata non c'è mai stata, vero? Ma tutte quelle foto dove le hai scovate? Il nome, Mario. La tua madre, eh? Tutte strozzate. Mario, per l'ultima volta, il nome. Se te lo dico, parlerai? E vabbè. Si è trattato... Ma sì, la solita storia, l'avrei sentita un sacco di volte. Voglio il nome. E perché dovrei dirtelo? Tanto la verità non verrà mai fuori tutta. È troppo grande, spaventa. Non è mai troppo tardi. Sei un illuso! E fermati, per Dio! Guardati intorno! I tuoi vecchi, i loro pastrani logori, le biciclette sgangherate, dove sono? Dimmi cosa vedi! Nebbia vedi! Nebbia, nebbia, nebbia! Soltanto spudorata nebbia! È inquinata per giunta! Giacomo, è finita. Non si torna più indietro. Il nome, il nome, il nome! Ma se la verità non verrà mai fuori tutta, spiegami perché dovrei essere proprio io a pagare. E allora perché io? Tu, ma tu... Ti sbagli, anch'io avrei potuto. Che ne sai tu? Cristo, Cristo, Cristo! E vabbè, d'accordo. 7 anni fa l'amministrazione comunale poteva finanziare
l'ultimo stralcio della ristrutturazione del mio teatro solo parzialmente. Finendo i lavori chissà quando, forse mai. E l'idea mi terrorizzava. Qualcuno mi propose di rinunciare a quel finanziamento che per altre vie me ne avrebbe trovato un altro 3 volte maggiore. Capisci? Era un'occasione irripetibile e io accettai. Una società aveva acquistato un'area dismessa, non edificabile, con dei grandi edifici di un vecchio stabilimento che vennero generosamente si fa per dire, affittati a degli extracomunitari. Bla 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 bla. Ma non ti viene a noia? E una volta che quegli extracomunitari avessero finito di distruggere quegli edifici, rendendoli irrecuperabili, la società avrebbe richiesto i danni sia morali che materiali, ottenendo il permesso di abbatterli e di ricostruire. I soldi destinati al mio teatro andarono alla società e in aggiunta arrivarono le rispettive licenze edilizie. E ora quella zona vale una fortuna. A te, sempre dietro la facciata del mecenatismo, quella società diede 5 miliardi. Per l'esattezza 4 miliardi e 945 milioni. 55 li tenesti tu. Ma come potevo immaginare che quell'idiota l'avrebbe denunciati al fisco? 55 milioni, Mario. 55 miserabili milioni, con l'aggiunta di un particolare. I miliardi potrebbero essere per la metà denaro sporco, da ripulire. Chi era che gestiva la faccenda, eh? Chi era? Mio suocero. Sì, lui ha costruito, ma per conto di chi? Di Bertoni. Salvio Bertoni. Ah, allora è vero. C'è qualcuno. Stai giù. Stai giù. Deve essere l'uomo di Bertoni. Mi sa che vogliono farti fuori, rompicoglioni come sei. Già. E allora? Te la sei inventata la carnevalata e tutto il resto? Ma cosa sei, un poliziotto? Ma no, ma cosa ti viene in mente? E allora? Il tuo nome è saltato fuori. Sono controlli particolari. Sono arrivati al punto che se vogliono possono sapere tutto di tutti. Basta che lo vogliano. Sì, ma cosa ci facciamo qui? Io volevo aiutarti, davvero. Certo, certo. Era questa che cercavi? Non capisco perché è così importante. Comunque ti sei cacciato in una brutta faccenda, credimi. Vieni, andiamo. Di tua madre. No, non è vero, non è vero. Giacomo! Giacomo! Quella fu l'ultima volta che lo vidi. Scomparve nella nebbia sempre più fitta. Giacomo! Da allora, Giacomo! ogni volta che mi è capitato di pensare a lui, con mia grande sorpresa, ho faticato a ricordare il suo volto.
Questo è tuo padre e questo è il mio. Mio padre è questo? Sì, è la carnevalata del 50. Bellissima. Non mi dire che una cosa così te la sei dimenticata. Tribolavano per ogni cosa, ma in cambio sapevano cosa significa essere leali, sinceri. Sì, è così. Ma infatti, vedi Giacomo, tu hai trascorso la vita in solitudine e opprime l'essere soli. Spaventa. Ti sbagli, non si è mai soli. Addosso ci portiamo il passato. È stato avvelenato! Hanno avvelenato la nostra agricoltura! Mario, non aver paura, è solo un gioco. Sono io, la mamma. Ma è quella matta di tua madre. Sono io, la mamma. L'accertamento che noi abbiamo fatto ci ha condotto in un'unica direzione. La responsabilità non è mica del popolo come voi vorreste, no, ma degli americani, del piano Marshall, che ci hanno donato il fieno avvelenato per rovinare l'agricoltura italiana. Mi oppongo! Signor giudice, come potrebbe essere colpa del popolo se è in nome del popolo che si fa giustizia? In nome del popolo italiano, questa Corte, visti gli articoli 648 e 648 bis del Codice Penale, condanna l'imputato Molinari Mario per il reato ascrittogli alla pena di anni 3
ridotta a mesi 6 per i benefici di legge.